facciamo un percorso qui nella zona di Sospirolo. Siamo nella frazione di Susin, si passa a destra alla chiesetta degli Alpini, si sale fino al parcheggio che vedete qui alle mie spalle e si sale sul sentiero al Monte Sperone. E adesso ve lo facciamo vedere. A dopo. A dopo. E andiamo per di qua, Andiamo a destra. per il Monte Sperone. Ok. Voglia, mi zodio. Ok, siamo in vetta. Dove siamo qui? Sul Monte Sperone. Monte Sperone. Monte Sperone, questa è la croce. Da qui si vede il lago del Mis, che è da quella parte lì. E questi sono i Monti del Sole. Monti del Sole. Bei posti comunque, eh? Da questa parte invece abbiamo il Nevegal. Il Nevegal. Certo che è tutta una croce, visto la strada l'abbiamo fatto, capisco perché qualcheduno sarà caduto giù. No dai, scherzo, dai. No, in effetti è un po' esposto, però insomma Sì. ci si arriva. L'importante è stare attenti al ghiaccio se si arriva d'inverno. Sì, esatto. Per il resto comunque il percorso non è proprio... No, diciamo che non è una passeggiata. Sì, non è una quelle, passeggiata. è un po' ripido. Un po' allenati. Però non è lunghissimo. Sì, un po' allenati anche, comunque si arriva, dai, con calma si arriva. Fate conto 600 metri di dislivello, però Sì. siccome sono pochi chilometri, picchia un po'. Va bene, adesso andiamo giù al lago a vedere cosa? Andiamo al lago del Mis, andiamo Sì. a vedere le cascate della Soffia, Sì, e poi andiamo a vedere i cadini i cadini. del Brenton, E la prossima volta facciamo il paese, quello sopra, alto, si chiamava California. California. Sì, era un paese, quello era in origine un paese dedito all'attività estrattiva del mercurio. Sì, E poi lì l'hotel è diventato uno dei posti più in voga negli anni 50 della provincia di Belluno. E poi con l'alluvione del 4 novembre del 66 il paese è stato abbandonato, non è più stato ricostruito. capito. Vabbè, dai, lo raccontiamo la prossima volta.
cammina per di qua. Invece di qua? Di qua. Basta farne una perché l'altro è troppo. Ok, tagliolini all'astice. Tagliolini all'astice, guarda qua, altro che panino al salame. Buon appetito. Buon appetito. Ti vediamo vista sul lago del Mis. Via. Siamo arrivati, siamo scesi giù dalla montagna, abbiamo fatto il Monte Sperone. Molto bello, impegnativa la salita nel senso che è parecchio ripida e c'è una parte in alto esposta, attenzione al ghiaccio, perché se c'è ghiaccio diventa pericolosa, sì, sulla parte più esposta. Proprio. Comunque la passeggiata non è lunga, quindi no, saranno penso un 3-4 km al massimo. Quindi in 2 ore in salita e 1 ora e mezza al ritorno non c'è niente di che. C'è una bellissima vista sul lago del Mis. Sì. Eccezionale, Come vale la pena punteggio? solo per quello. Da 1 a 10 come bellezza? Ma 7,5 7,5, direi, questa sì. è buona, sì. Difficoltà? 6, 6 dai. Anche un 6. 5,5 io darei. Dici? È un tratto sopra che spinge, bisogna avere una gamba allenata comunque, dai. Sì, Una gamba sicuramente allenata, abbastanza non è proprio, allenati e non sì, avere troppa paura sì, dell'esposizione, esatto, perché c'è da far girare la testa. sì. Comunque la vista ripaga di tutto. Sì, va bene, dai. Alla Alla prossima. Ciao.